See the best of the best. See the best of the champions. See the best of Thai boxing. At Patong Stadium, Sainan Road. Don't miss it. Patong Stadium. Eccoci al Bangla Stadium di Patong Phuket, l'intero Madison Square Garden della Thai box, della box thailandese qui a Phuket. Thank you, my friend. Straight. Thank you. E si riparte di nuovo in diretta qui al Bangla Stadium di Patong Phuket, il Madison Square Garden della Thai Box qui a Phuket. All'angolo blu un beniamino di casa, il thailandese Setrak Sostrak, devo fare un attack Kaupon Lek, e all'angolo rosso il suo sfidante di questa sera, un altro atleta thailandese che risponde al nome di Sostrak Setrak Tomarevak Kaupon Lek. Un incontro fino ad ora, fino a questo momento, di una noia mortale. A questo punto solo un omicidio in diretta potrebbe risollevare un attimo l'attenzione del pubblico presente qui in platea e sulla piccionaia del Bangla Stadium. Veramente un incontro di una noia oscena. Ricordiamo lo sponsor della serata, che è il nightclub Big Surprise del tycoon italiano Max Dago, nightclub noto per i suoi affascinanti ladyboy. Intanto sembra finalmente che l'incontro si stia scaldando, continua lo stillicidio, avete visto poco fa lo stillicidio di ginocchiate allo stomaco e al fegato di Sostrak Kaupon Lek, già sofferente di cirrosi epatica. Quindi speriamo a questo punto di essere alle battute, ed è finito in questo momento l'incontro, non se ne poteva più, non ne potevamo più, non c'è stato il knockout tanto atteso e quindi non ci resta che attendere il verdetto che arriverà come di consueto dal taccuino degli arbitri a bordo ring, ed è il vincitore, il campionissimo Setrak Sostrak, devo fare un attack Kaupon Lek. Quindi rispettati tutti i pronostici. Ma cosa succede? La gente sta già sfollando, bella fregatura, era l'ultimo match. Pensare che per questa pantomima abbiamo pagato la bellezza di 1700 baht, come a dire 50 euro quasi. Nella serie, se andavamo a vedere un concerto dei Coldplay ci costava meno. Questo è. Ci resta quindi che salutarvi e un arrivederci a presto e buonanotte sul toy. La squadra di Svetlana la dice lunga sul contenuto della serata, che possiamo definire senz'altro deludente ai massimi livelli, e quindi a questo punto non ci resta che o andare a mangiarci uno sticky rice with mango, oppure un massaggio ai piedi, oppure, terza ipotesi, la più verosimile, andiamo direttamente a dormire perché ne ho veramente le palle piene.